La telecamera riprende la signora che tranquillamente arriva, scarica l'immondizia nei bidoni, ma mentre sta depositando i rifiuti il ladro apre la portiera dell'auto e le ruba la borsa. Le telecamere comunali, posizionate per riprendere i furbetti di rifiuti che arrivano da fuori città per gettare l'immondizia nei bidoni, questa volta sono riusciti nella doppia impresa, non solo a far multare la signora, ma pure a far individuare e denunciare il ladro. Questo è solo uno dei tanti episodi smascherati nel 2022 dalle cosiddette telecamere killer, 65 in tutto, posizionate in 22 vie della città di Padova. Sono due telecamere mobili che vengono posizionate in siti nei quali si verificano dei conferimenti errati di rifiuti, e queste telecamere, che sono precedentemente anticipate da una segnaletica che avverte la cittadinanza della presenza proprio di queste telecamere. Nonostante questo, purtroppo abbiamo accertato qualcosa come 10 volte in più le sanzioni che venivano rilevate prima del 2021. Nel 2022 sono state ben 768 le multe fatte a persone sorprese a scaricare in strada i rifiuti in modo abusivo. C'è chi butta sedie in un cortiletto pubblico, chi arriva da fuori città per scaricare imballaggi, chi in tutta tranquillità abbandona l'intero mobilio sotto un ponte. Grazie alle telecamere e alla task force formata dalla polizia locale, a Cegassa PS e il settore ambiente, le multe sono lievitate rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte sono persone da fuori comune che vengono e scaricano le immondizie prodotte fuori dal comune di Padova e le depositano nel nostro territorio. Poi abbiamo la diversità, c'è persone che non conferiscono correttamente seguendo il calendario della raccolta differenziata che esiste fra quartieri, e infine il deposito a terra di sacchetti di immondizia che dovrebbero essere invece conferiti nei contenitori appositi.